come nasce, come si sviluppa il progetto? È stato poi interamente realizzato? Sì, è stato realizzato al 90%, nel senso che è mancata la seconda loggia, quell'edificio che Dall'Armi prevedeva esattamente tra l'attuale loggia e quella che i montebellunesi conoscono come l'attuale ex pretura, no? Che però venne costruita come casa della gioventù italiana del Littorio nel fascismo nel corso degli anni 30, verso la fine degli anni 30. Quindi è stato realizzato, direi, quasi totalmente. Ecco, come nasce l'idea di questo progetto? Nasce perché bisognava spostare il mercato da una sede angusta, impraticabile, malsana e assolutamente, come dire, non più compatibile con i tempi, insomma. Non solo, ma nasce anche perché si fa strada, io credo, anzi senza dubbio, perché questo è documentato dai verbali dei consigli comunali, l'esigenza di dare un centro, un baricentro a una pletora di frazioni, di colmelli e di villaggi sostanzialmente che erano stati, a causa del destino storico, purtroppo frammentati per secoli. Quindi il progetto di Dall'Armi è come dire, il volto che assume Montebelluna. Lo assume tardi, ma lo assume con Dall'Armi. Ecco, tra le varie cose non realizzate mi pare che ci fosse anche una chiesa nel centro. No, quella è una questione che nasce dopo, negli anni 80, nell'Ottocento, quindi ha giochi già fatti, in parte perché in realtà uno dei palazzi privati, perché l'iniziativa è pubblico-privata, attenzione, il pubblico, cioè il comune, urbanizza, costruisce la loggia, ma tutto il resto lo costruiscono i privati attraverso un sistema di incentivazione e di agevolazione, d'accordo. Ecco, resta libero il lotto accanto al municipio, che peraltro già c'era, e per una serie di contenziosi, di conflitti tra i proprietari del lotto. Questo lotto rimasto libero suscita l'interesse di qualche cittadino che lancia una sorta di petizione per costruirvi il nuovo Duomo, perché nel frattempo era emersa l'esigenza di far scendere Santa Maria in Colle, sempre più anch'essa scomoda, diciamo, l'accesso, no? E se non che succede che sostanzialmente si avvia l'iniziativa di costruire un teatro che poi non viene portato a termine, che diventerà la sede della Banca Popolare di Montebelluna. Quindi questo è un po' l'antefatto. Certo, in quel luogo avrebbe potuto andarci il nuovo Duomo, e questo avrebbe sicuramente mutato anche in qualche misura l'infrastruttura urbana fin dalle origini, perché evidentemente davanti al Duomo sarebbe inevitabilmente sorto un sagrato e pertanto probabilmente anche il flusso, gli assi sarebbero mutati in un periodo storico peraltro in cui le automobili ancora non c'erano. Sindaco, un evento importante per la città, questi 150 anni di questo progetto, che per certi versi è stato antesignano, no? Di nuovi schemi urbanistici cittadini, che purtroppo per cause di forza maggiore non si è potuto ricordare come avrebbe meritato. Intanto dobbiamo ringraziare Lucio, che è lo storico della città, e quindi è riuscito a ricordarci che c'è anche questa ricorrenza che è opportuno festeggiare, e troveremo il modo nei prossimi mesi di farlo in maniera più concreta, magari attraverso un convegno, quando il coronavirus ce lo permetterà. Però certo fu un evento epocale, e l'amministrazione dell'epoca, guidata dal sindaco Clarimbaldo Cornuda, ebbe un atteggiamento profondamente visionario, perché pensare di aggregare una serie di piccoli borghi creando un centro dal nulla fu un gesto di un coraggio estremo. Dal punto di vista architettonico e urbanistico fu un'impresa assolutamente innovativa. Il Dall'Armi disegnò un sistema di piazze senza gli edifici, però pensando agli spazi che avrebbero potuto essere in futuro utilizzati per edificare tutte le cortine edificate della città, no? Quindi fu un gesto lungimirante. La città è cresciuta su quell'ordinamento generato dalla volontà dell'amministrazione comunale progettata dall'ingegner Dall'Armi, e se oggi abbiamo un centro storico a Montebelluna degno di questo nome, lo si deve a quegli amministratori e a quel progettista. Sappiamo che l'intenzione era quella di fare di Montebelluna un grande emporio commerciale, ma farne un emporio significava non solo tesaurizzare secoli di mercato cittadino, significava pensare anche
ha un ruolo politico importante per Montebelluna come centro di riferimento per un ampio andamento. E c'era anche l'intenzione probabilmente di affermare una certa idea di città, un'idea laica. E quindi questa divaricazione fra un centro costruito a pochi anni dall'unità d'Italia e dall'annessione del Veneto all'Italia stessa, che non dialogava in quel momento con il mondo ecclesiastico perché vi era una frattura fra i patrioti e la Chiesa, credo meriti qualche attenzione e riflessione supplementare. Resta un dato di fatto, che quell'intrapresa ha avuto un grande successo, rimaneva come incompiuta l'idea di un teatro che però adesso troverà una risposta, perché grazie all'accordo raggiunto fra il Comune e Banca Intesa andremo a realizzare al posto dell'ex GIL quel teatro che era sorto all'inizio presso Veneto Banca, che oggi poi sparì nel 1970 o giù di lì, e che finalmente la città potrà ritrovare come luogo di aggregazione, come motore per la vita culturale. Va ricordato che quella è questa che io amo definire in realtà la nascita della terza città, vale a dire non è che Montebelluna ha 150 anni, certo. Stiamo parlando di un centro, di un centro urbano progettato a tavolino, ma a maggior ragione va ricordato perché la prima città è il grande centro paleoveneto, Veneto antico, di scambi ed interscambi tra pianura padana e Oltralpe, e Montebelluna è stato uno dei centri più importanti dei paleoveneti dopo Padova ed Este. E la seconda città, che ahimè abbiamo perso e che ci ha in qualche modo resi monchi da un punto di vista anche storico, storiografico rispetto a centri con termini, è la scomparsa del castello nel corso del 300. All'interno del castello c'era un borgo molto fiorente, c'era il mercato naturalmente che prosperava, e questo ha prodotto alcuni secoli, chiamiamoli bui, che hanno poi portato alla necessità veramente di ritornare a rinascere per una terza volta. Le considerazioni fatte da Lucio sono importanti perché, come scriveva Italo Calvino in un suo libro particolarmente denso dal punto di vista concettuale, Le città invisibili, spesso nello stesso luogo si sono succedute città che fra di loro non hanno dialogato, no? Quindi abbiamo la Montebelluna paleoveneta, la Montebelluna romana, la Montebelluna medievale. La Montebelluna contemporanea nasce nel 1870 con un gesto urbanistico davvero audace. Vedete, la storia per una comunità è l'equivalente della memoria per una persona. Se una persona perde la memoria, noi chiamiamo questa cosa Alzheimer, no? E l'identità della persona si dissolve. Lo stesso vale per una comunità. Se non c'è qualche storico che lavora per conservare le tracce del percorso compiuto nel tempo della città, c'è veramente il rischio di perdere le coordinate per gestire il presente e progettare il futuro. Il suo è un lavoro impagabile e di questo gli sono veramente grato.